Una lunga diretta su Antenna 3 con un'edizione straordinaria per seguire la grande festa con la quale Venezia si prepara ad accogliere l'Amerigo Vespucci, il veliero fiore all'occhiello della Marina Militare. Venerdì 28 dalle 9 del mattino le nostre telecamere seguiranno in diretta gli eventi organizzati in occasione del grande abbraccio della città al Vespucci, ormeggiato in Riva San Biasio dalla sera di giovedì fino al mattino di lunedì 31 marzo. Organizzate visite guidate sulla nave con una scaletta di 10.000 persone al giorno e tutti i posti sono già esauriti, a dimostrazione di quanto atteso sia questo evento dai veneziani e da tutti coloro che amano il mare. Apertura straordinaria anche per l'Arsenale, dove verranno organizzati degli incontri che racconteranno l'avventura del Vespucci. Il tour mediterraneo che la nave sta facendo dopo aver svolto un tour mondiale di quasi 2 anni ha proprio questa finalità: raccontare agli italiani come la sua ambasciatrice, l'ambasciatrice della nazione, ha portato all'estero e promosso l'eccellenza e il Made in Italy, e quindi vuole condividere ora con noi, cittadini italiani che non eravamo lì, i risultati di questo viaggio. Una storia, quella del Vespucci, intrecciata al legame di Venezia con il mare. Saluto una nave che ha attraversato il mondo in 2 anni e Venezia ha l'orgoglio e l'onore di ringraziare tutta la Marina Militare, i ragazzi che sono stati imbarcati 2 anni, ma soprattutto anche ricordare che è un simbolo di un'Italia che vuole raccontare se stessa nei mercati del mondo, e lo dovrà fare rapidamente, per cui questo omaggio che ha la nostra storia nautica, il ruolo di Venezia col mare, tutto il popolo che comunque va in barca, va in mare, sa quanto difficile, quanto forma di rispetto sia, e quanto penso l'equipaggio apprezzerà. L'appuntamento con l'omaggio all'Amerigo Vespucci su Antenna 3 venerdì 28 marzo dalle 9.